Continuando in questa mostra resto attratto da un fiore, da qualcosa che io non ho mai visto, ma che cos'è? Che cos'è? Questa è lavanda chiamata in italiano. Ma e dove l'ha presa lei? Ho una pianta io a casa, coltivata con le mie mani, e quando è in fiore io la raccolgo e la confeziono. Mi dico una cosa, ma la lavanda è quella all'interno, ma all'esterno? No, l'esterno è il gambo del fiore. Ah, lei non butta niente la lavanda? No. E come si può utilizzare? Questa come utilizzare? Farla così? E questa cosa ne facciamo? Questa la facciamo ai tempi, anche oggi io la metto negli armadi dove c'è biancheria, vestiti, cose, in un cestino, 3-4 mazzetti, la metto lì e poi quando uno apre l'armadio c'è quel profumo di lavanda, proprio profumo tutto l'armadio. Ma io vedo qui un sacco di oggetti che sicuramente ha costruito anche lei, questo un cannizzo, no? A cannizza, sì. Cannizza. A cosa serviva? Serve a tutto. Ai tempi si usava per cariare i fighi, per seccare i fighi che c'erano sulla fighiera, la pianta di fico, raccoglievano i fighi, ma tu li mettevano qui sopra e al sole si seccavano e poi mangiavano l'inverno, dice cos'è? Fighi secchi, chiamavamo a dialetto. E quindi tutto questo intreccio, tutto fatto a mano, tutto fatto da lei? Tutto. E quanto tempo occorre per fare una? È quello che ci vuole, non glielo posso dire perché praticamente io non la faccio direttamente, prima preparo il materiale, la canna. Lo va a raccogliere, no? Sì, si raccoglie la canna, si confeziona tutto alla lunghezza preferita, larghezza, poi si prende la canna e con un coltello si taglia da un solo lato così, un solo lato. Ma questo colore bianco, Sì, è il colore naturale. quando si secca la canna, Sì, quando si asciuga, no? Diventa così. Sì. E poi mettiamolo da parte e vediamo i cestini, anche questi sono fatti da lei. Sì, tutto quello che vedi, meno che quelli confezionati, anche quelli cestini sono fatti da me. Quelli sono per raccogliere i funghi, le olive. Sì, per quello che servono. Mentre questi sono un po' per la cucina, no? Un po' più delicati. Questo praticamente è fatto sul tavolo, mette i tovaglioli di carta, e questo è il materiale che praticamente questo qua si raccoglie dove c'è, non è che c'è in tutte le poste, tutte le parti. Io ho 2 piante che le coltivo nella mia proprietà. E che cos'è? Diciamolo. Come si chiama? Ora un momento. Questa dialetto locale la chiamiamo verga bianca o vimine, in italiano diciamo vimine. E ogni filo di questa, quando si raccoglie, c'ha la buccia praticamente. Noi tra dialetto diciamo la scorcia. E allora c'è un attrezzo fatto manualmente, così. E allora lo passa e la buccia si stacca e la tira fuori. Ogni filo deve fare questo lavoro. E quanto è alta questa pianta? È molto vigorosa? Ci sono, praticamente si fanno, per terra maggiormente sono bassi che si fanno in montagna, nei fiumi. Quindi si fa asciugare un paio di mesi così? Sì, io mi metto quando è il tempo, perché non è che puoi andare a raccogliere questo materiale quando vuole. Ci sono dei mesi preferiti che maggiormente dipende dal locale, c'è parte di marina, si va nel mese di giugno, ogni luna calante. Mi metto giornate intere perché se poi si asciuga non spella più, la buccia non va più via. E allora con questo attrezzo giornate intere, quando finisco la prima vado a raccogliere l'altra perché non è che può fare una sufficiente perché sennò si assecca. Regolare la buccia, quando mi penso beh mi basta questa, non ne faccio più. E allora io le ho imparate all'età di 10 anni, 8-10 anni, le ho imparate mio nonno. Poi ho messo a dialetto, diciamo, non so se lei capisce, o jugo su le spalle
ho fatto il contadino, che l'ho fatto il contadino, carbonaio, tagliare la legna e poi fare il carbone. Poi ho fatto dimazzatore di pietra, sa cosa vuol dire dimazzatore? Spaccapietra, con la mazza di 7 kg oppure subito fare i buchetti, mettere... E a cosa servivano? Per costruire muri, case, ai tempi non è che... Io ricordo nel dopoguerra non c'erano né mattoni, non c'era niente, quindi si costruiva... Quindi bisognava tagliare queste pietre a misura? Sì. Infatti, dove abito io, che io abito, non so se lei lo sa, a Sambuco, dove c'è la trattoria di Luciana, nella zona. Praticamente mi dovevo sposare, ero giovane. Dove abito? Qui a San Piero non si trovava, ma neanche di notte, dire un piccolo appartamento, niente, zero totale. Mentre ora dice si vende. E allora c'era mio padre, aveva un pezzettino di proprietà, ho detto me la dai questa proprietà? Dice perché? Mi devo costruire la casa. Costruisci? Là non arrivava né macchine, né camion e né niente, tutto con l'asino. E allora c'era un mio amico che aveva una cava di pietra. Ci ho detto, ma non è che questa cava di pietra era, ciao Gualmolozzo, era che non era aperta, no? Ho detto, me la dai e mi faccio la pietra per la casa? Sì. Messo. Il mestiere c'era, spacca pietra. Mattine. Si è costruito la casa da solo con le sue mani? No, quindi ho fatto questa pietra con le mani. In questo frattempo hanno aperto dalla provinciale a Sambuco una strada, diciamo così, rotabile, a dialetto chiamiamo a traccia. E saliva un motocarro a 3 ruote. Ah, che contentezza! Ora non porto più la pietra perché ai tempi si portava o con la carriola questa pietra oppure chiamavamo a dialetto a sciabola che erano 4 barre di legno su questa cannizza, così metteva la pietra e poi acciaiano a tirare con la spalla, mentre poi saliva questo motocarro che ero contento io. Allora parliamo di cose buone, perché io vedo qua un prodotto che sicuramente è di San Piero Patti, la mela di montagna, no? Sì. Giusto? Hanno un sapore speciale. Ah. Non so se mi spiego. Dove è il segreto? Nella coltivazione, nella terra? A terra, proprio la terra siciliana che li porta così dolci. Ma per essere perfetta che qualità deve avere? Deve essere piccolina? Di che colore? No, questa è la natura che lo cresce. Cioè, la natura lo cresce così, verde, tutto. Questo è un pochettino ancora non maturo, ma si può mangiare. Ma questa è una caratteristica anche di questo territorio, questi frutti? Sì, c'ho un pezzo di proprietà che nella mia proprietà praticamente non manca niente. Arriva il Natale e non possono mancare le candele. Assolutamente, allora sono candele di cera di soia, in pratica la cera di soia è una cera vegetale, quindi naturale, e io sto molto attenta sia alla scelta della cera anche alla scelta degli oli, perché sono oli essenziali naturali, tratto soltanto oli essenziali naturali essendo una consulente di aromaterapia, e inoltre anche lo stoppino. Non è il classico stoppino, bensì è uno stoppino di legno di cedro, oppure in base anche alle dimensioni delle candele, ad esempio queste piccoline, utilizzo lo stoppino di cotone cerato. La particolarità delle candele qual è? Innanzitutto una candela naturale, quindi essendo che come dicevo viene utilizzata la cera di soia, una volta terminata la candela, la cera di soia si può pulire facilmente, quindi facilmente rimovibile, con un classico detergente si pulisce e si utilizza la tazza in questo caso, che è una tazza per la tisana, che è molto carina anche perché tra l'altro c'è la testa di moro, quindi tipica siciliana,
io tendo a fare le candele non soltanto nelle tazze, nei bicchieri, comunque devono essere sempre riutilizzabili, o il classico bicchiere di vetro, la tazzina da caffè, perché cerco di seguire tutto il tema proprio naturale, quindi tutto deve essere utilizzato. Aromaterapia, quindi si parla di uno stile di vita naturale che parte dal cibo ma arriva anche agli oggetti di casa in questo caso. Aromaterapia, quindi assaporare il piacere della vita attraverso anche gli odori, no? Attraverso i profumi. Infatti, per quanto riguarda l'aromaterapia, ad esempio l'olio essenziale di lavanda, sono andata proprio a ricercare un potere che produce e che coltiva l'olio di lavanda, trovato un attimino distante rispetto alla Sicilia, però in pratica sono andata a vedere come lo coltivano. In un certo senso durante il periodo come posso dire, lo coltivano, lo raccolgono, quindi vedere le varie fasi di lavorazione e da lì rendermi conto che è importante tutto, perché noi alcune volte pensiamo ok, andiamo ad acquistare una candela, ma è importante ciò che respiriamo. E poi quando si parla di aromaterapia e quindi appunto la terapia degli aromi, dei profumi, ogni profumo è a sé. Potremmo arrivare, diciamo, forse al non plus ultra, di abbinare le fragranze ai cibi che gustiamo. Assolutamente sì. Preparare la casa, per dire una serata con una cena particolare e quindi prepararla anche al cibo che gusteremo. Sì, possiamo prepararla anche preparando delle candele o legnose, oppure ad esempio mettendo, non so, il legno di cedro. Se noi associamo il legno di cedro e il cipresso otteniamo una candela particolare. Non piace a tutti perché comunque è un attimino pungente, però è una candela che è particolare. Oppure mandarino e chiodi di garofano. Sembra strano, ma è un mix tra il dolce del mandarino, ma quel tipo pungente, quella profumazione pungente del chiodo di garofano. Si possono fare tantissimi mix, anche per aprire il cuore, io dico sempre, perché comunque molte volte abbiamo bisogno proprio di entrare in casa ed essere accolti da profumazioni, da un'atmosfera, perché è bellissimo, soprattutto in questo periodo che inizia adesso l'inverno, arrivare a casa, accendere una candela con una profumazione particolare, che può essere ad esempio lavanda e vaniglia, quindi anche accogliente, perché la vaniglia ha quella nota dolce, di dolcezza. Faccio un bagno caldo per chi ha la fortuna di avere la vasca, oppure una buona tisana, sorseggiarsi una tisana, questo è benessere. Girovagando nella mostra di San Piero Patti troviamo un'altra esposizione molto particolare. Sì, salve, sono Tediana e faccio dei miei lavoretti manuali tra pelle, cuoio e anche dei vari legni. Mi sbaglio o il tuo accento non è proprio siciliano? No, sono ucraina, però ho preso già la cittadinanza italiana e quest'anno sono diventata italiana. Una bella siciliana, possiamo dirlo, no? Samperota, giusto. Cosa produci tu? Produco vari oggetti in legno, come magari anche dei cucchiai decorativi o come anche dei cucchiai che possono essere usati per la cucina, anche delle collane o comunque diversi bracciali, portachiavi o come anche semplici chiusure per i capelli. Io vedo in fondo dei quadri realizzati su dei pezzetti di legno. Come sono incisi? Sono fatti con la pirografia. I legni che utilizzi sono locali, di qua di San Piero Patti? Questi mi hanno portato dei vicini, che questo è gesso, viene usato moltissimo per fare dei cementi. Come questa è la betulla dell'Etna. È raccolta e asciugato, così ora posso... Occorrono delle tecniche particolari? Servirebbe far asciugare il legno così aspetti che non si spacca, vedi dov'è che si è spaccato
e magari utilizzi la parte migliore, ovviamente. E poi vengono trattati perché ne vedo di chiari, di scuri? Magari chiari perché questa è la betulla, queste è noce e ovviamente li tratto con olio d'oliva. Viene meglio, poi li passo anche la pezza e poi vengono anche bollite, soprattutto se si tratta di noce o come in questo caso questo che è realizzato con ulivo. Questo è sempre ulivo ed ha un odore molto buono di caffè e anche leggerissimo, sempre più sta dentro il barattolo e si alleggerisce. Allora anche questi lavori che ci sono sul manico, così queste... Questo sì, questo è stato più particolare, questo ho realizzato tutto con Opinel. Ah, con un coltello? Sì. Praticamente. Praticamente sì, è un lavoro ovviamente di tanta pazienza. I bianchi spostano il 20 sul 16, vediamo la pedina 20 che adesso si sposta sul 16. Vedranno i neri, gli avversari si studiano a vicenda, varie mosse. Quindici. L'entrata dei bianchi sta cercando di capire la situazione e adesso vediamo che la casata dei neri che sposta la pedina 24 sulla 28 apre dritto alla dama. Che diceva: sentite, Sua Maestà il Re col suo cannocchiale ha visto un cappello sopra un albero in mezzo al mare. Chi tra di voi andrà a prendere il cappello al Re? Il Re gli darà una cassa piena di